Tornano ai comuni il 1.600 miliardi dei bandi periferie. L'annuncio oggi pomeriggio da parte del presidente dell'Associazione Comuni Italiani Antonio De Caro, che ha riaperto un dialogo con il governo, che in prima istanza aveva tagliato il fondo con il decreto milleproroghe. Punto di svolta alla conferenza unificata, dove l'ANCI ha convinto l'esecutivo a tornare indietro, rimettendo a disposizione le risorse che saranno distribuite in 2 anni, compresive anche delle spese sostenute. Ripartono dunque i progetti avviati dai comuni, alcuni dei quali in realtà non avevano mai sospeso l'iter. Tra questi Treviso, che continua il percorso per dare esecutività ai cantieri del valore complessivo di 14 milioni di euro. Il governo ha mantenuto la promessa che aveva fatto in occasione dell'appuntamento di Roma, che il Premier Conte si era personalmente impegnato nel garantire appunto il finanziamento delle opere legate al bando periferie. A dire il vero, Treviso non si è nemmeno mai fermata, noi abbiamo sempre presentato i progetti entro i termini che ci erano stati richiesti il 15 settembre, quindi Treviso è sempre stata regolare nelle scadenze, adesso si proseguirà. Ci sarà un piano che prevederà la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, ci sarà la riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere della piazza Martiri Belfiore, ci sarà la riqualificazione del centro sportivo delle Acquette, ci sarà la realizzazione di una pista ciclabile. Insomma, con lo sblocco confermato dopo gli incontri romani, Treviso si prepara a cambiare volto nei quartieri e contemporaneamente a creare, secondo le stime della CGIL, 500 nuovi posti di lavoro. Sindaco che guarda già avanti e sempre in tema di nuovi cantieri, annuncia un nuovo passo avanti per il Terraglio Est con la convocazione di un tavolo tecnico con Caser, Preganziolo e Silea. Sarà importante riunirsi anche con i sindaci dei comuni limitrofi per poi dialogare insieme alla Regione e a Veneto Strade e capire qual è la reale disponibilità. Non solo economica, ma soprattutto di impatto sui residenti lungo i 2 chilometri che mancano per collegare la strada che ora arriva al passante con la tangenziale di Treviso. Quando ci sarà la nuova cittadella sanitaria sarà ancora più necessaria, ritengo però che il progetto debba essere valutato attentamente da un punto di vista tecnico perché l'impatto per il quartiere Sant'Antonino deve essere mitigato il più possibile.